Sì, comunque il derby è sempre il derby, come si dice, comunque ci conosciamo tutti, siamo tutti di Civitavecchia anche se giochiamo qua a Santa Marinella e quindi è stata sempre una partita dura. E ci si era messa male come abbiamo fatto ad Anguillara perché lì stavamo sotto 2-0, qui 2-1, però grazie alla forza del gruppo, senza i singoli ma sempre con la squadra siamo riusciti a ottenere questa vittoria. No, Tortorelli è un ragazzo giovane come noi che comunque è normale, adesso deve prendere il ritmo e quindi poi portarci alla conclusione. E naturalmente loro erano calati, il mister è stato bravo comunque pure a mettere Frusciante e Tortorelli che si erano riposati durante la partita e così siamo riusciti a fare gli ultimi due gol che erano quelli che ci servivano per vincere la partita e rimanere sopra la stella azzurra. Molto probabilmente era la tensione della gara perché comunque siamo stati contratti, non siamo riusciti neanche a fare diciamo, due passaggi in fila ed è difficile qui non riuscire a farli. E forse anche perché era il derby e comunque avevamo paura appunto, già con l'Anguillara avevamo rischiato di rischiare un'altra volta qui e andare tutti in avanti. Abbiamo rischiato lo stesso, stavamo sotto, poi siamo riusciti comunque a fare forza dentro lo spogliatoio e fare un'altra partita nel secondo tempo come sappiamo giocare noi.